No? Allora, vediamo un po' se cosa ci scrivono i nostri telespettatori a questo proposito. Giuseppe, abbiamo un telespettatore in linea, si chiama Antonio e ci chiama da Modena. Pronto? Signor Antonio? Buonasera. Buonasera, signor Antonio, prego. Volevo fare una domanda al signor notaio. La domanda è questa. Io ho mio zio che mi ha lasciato un'eredità, però mio zio è pieno di debiti, molti debiti. Se io rinuncio all'eredità, sarò costretto a pagare anche i debiti di mio zio oppure no? Grazie, vediamo di darle subito la risposta. Allora, notaio Mori, che succede in questi casi? Allora, assolutamente no, se rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato a questa eredità, quindi la rinuncia fa sì che non risponda dei debiti. Il problema però è verificare, adesso qui si parla di uno zio, quindi bisognerebbe vedere se appunto c'erano dei fratelli o cose di questo genere, ma diciamo che nel momento in cui io rinuncio all'eredità ci sono determinate condizioni per cui i miei discendenti subentrano per rappresentazione, cioè subentrano al mio posto. Quindi anche per l'aspetto debitorio? Allora, mi spiego meglio. Io ho diritto ad accettare un'eredità, la rifiuto, ho un figlio, il diritto che ho io ad accettare l'eredità passa a mio figlio, quindi anche mio figlio deve rinunciare all'eredità. Okay? Quindi la catena si ferma nel momento in cui tutti coloro che sono discendenti dal debitore hanno effettuato la loro rinuncia all'eredità. Certo. Abbiamo detto, allora, in banca il conto corrente, lei ha citato anche i titoli di Stato, quindi BOT, CCT, che uno eventualmente possiede. E se ci sono delle cassette di sicurezza, che succede? Le cassette di sicurezza devono essere aperte alla presenza di un notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, perché il contenuto delle cassette deve essere inventariato. Questo mi sembra un aspetto importante. Melania. Allora, Cinzia di Erba ci scrive, vi voglio esporre il mio caso. Mio nonno, con 8 figli, ha redatto il suo testamento davanti a un geometra di fiducia nel 1970. Tutto firmato, ben redatto dal professionista che ha pensato a ogni particolare. Alla sua morte alcuni figli non hanno accettato ciò che era loro destinato dal padre, dicendo che altri figli avevano ricevuto di più e quindi allo stato attuale, dice Cinzia, nessuno degli eredi può considerare suo ciò che gli è stato dato dal padre. Il maggiore dei figli attualmente ha 94 anni, lei chiede come si esce da questa situazione? Per rispondere correttamente dovrei vedere meglio qual è la situazione reale, perché allora partiamo dal presupposto che il testamento sia stato scritto tutto di pugno dalla persona che è mancata e che quindi il geometra gli abbia dato semplicemente una consulenza, diciamo, quindi il testamento sia effettivamente un valido testamento olografo. A questo punto va detto che gli eredi hanno 10 anni dall'apertura della successione per decidere se accettano o rinunciano all'eredità. L'accettazione dell'eredità può avvenire o in maniera espressa, quindi mi reco dal notaio oppure in tribunale e accetto l'eredità, oppure posso compiere i cosiddetti atti di accettazione tacita, cioè per esempio abbiamo un immobile, io questo immobile lo do in affitto, lo concedo in locazione, automaticamente ho compiuto un atto che non potevo fare se non in qualità di erede e quindi si dice ho tacitamente accettato l'eredità. È ovvio che la prova dell'accettazione tacita è più complessa rispetto a un'accettazione espressa, quindi bisognerebbe capire nei 10 anni successivi alla morte di questo signore, quindi dal 70 all'80, quali degli eredi hanno effettivamente accettato l'eredità compiendo magari degli atti di accettazione tacita. E allora continuiamo questo viaggio nei testamenti dei grandi italiani con questa frase, con queste frasi scritte da Giuseppe Verdi, il testamento di Giuseppe Verdi. Esprimo il vivo desiderio, è il secondo cartello, di essere sepolto in Milano con mia moglie nell'oratorio che verrà costrutto nella casa di riposo dei musicisti da me fondata. Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno all'Ave Maria di sera senza canti o suoni. Non voglio nessuna partecipazione della mia morte con le solite formule. Si distribuiranno ai poveri del villaggio di Sant'Agata lire 1000 nel giorno dopo la mia morte. E allora vi abbiamo fatto vedere questo testamento di Giuseppe Verdi perché vi accompagniamo
nel servizio che vi facciamo vedere in questa intervista, perché è stata realizzata questa struttura a Milano, questa struttura di Giuseppe Verdi, il servizio di Giacomo Avanzi, che ha intervistato l'ex presidente di Casa Verdi, l'avvocato Antonio Magnocavallo, che ci spiega di che si tratta, che cos'è questa struttura che ha voluto realizzare nel suo testamento Giuseppe Verdi a Milano. Vediamo. Avvocato Magnocavallo, lei che è stato presidente della fondazione è uno dei massimi conoscitori del grande compositore. Che luogo è quello in cui ci troviamo? È la casa di riposo che Verdi ha voluto realizzare, mosso in questo dalla moglie, Giuseppina Strepponi. È una casa di riposo, come diceva Verdi, per i miei colleghi meno fortunati di me. Andiamo a scoprirla. Noi abbiamo ripreso tutto quello che Verdi aveva lasciato scritto in una lettera alla sua erede, i beni, oggetti, quadri che dovevano star qui, e li abbiamo ripresi tutti, per cui abbiamo attrezzato 2 sale a sezione museale che è molto visitata. Era di una generosità incredibile, lo dimostra Casa Verdi. Lo dimostra Casa Verdi, lo dimostra l'ospedale a Villanova d'Arda, vicino a Villa Verdi, che è ancora in funzione, che ha costruito e regalato. Lo dimostra un istituto del pari da lui finanziato a Genova, dove ha vissuto per molti anni. Lo dimostra tutta la sua vita proiettata verso l'aiuto del prossimo. A proposito di testamenti, sono rispettati o non rispettati, da questo punto di vista, possiamo dire, Melania, che cosa è successo con Verdi? Allora, navigando in rete ho trovato che in realtà, sebbene lui appunto dicesse che non voleva funerali in pompa magna, dicesse che era sono orso, non era espansivo, in realtà le sue disposizioni furono rispettate, però non poteva impedire che il popolo italiano, dovunque gli morisse, in realtà ne seguisse la bara fino all'estrema dimora. Si legge una grandiosità, un'imponenza senza esempio. Insomma, in realtà il testamento poi non è che fu proprio così rispettato. E allora torniamo con il notaio Mori. Abbiamo visto un po' tutto a livello bancario, però poi ci sono gli oggetti. Gli oggetti sono importanti, un quadro, magari qualche quadro di valore, uno tiene, soprattutto una persona tiene qualcosa a cui tiene particolarmente. Che succede? A chi va? Allora, se non c'è un testamento, se c'è il testamento, qualcuno lo può impugnare? Dunque, anche qui bisogna distinguere tra l'eredità, cioè la disposizione testamentaria a titolo di eredità con cui io attribuisco quindi una quota del mio patrimonio, e la distribuzione a titolo particolare che si chiama il legato, con cui io lascio un bene determinato a una determinata persona. Quindi io posso dire che il quadro X voglio vada al mio nipote preferito perché ha sempre apprezzato quest'opera. In realtà poi bisogna distinguere quello che riguarda l'aspetto delle imposte di successione, perché il mobilio e i gioielli, e quindi anche quindi i quadri, si presume siano nell'asse ereditario per un valore pari al 10% dell'asse stesso. Quindi la legge parte dal presupposto che un 10% sia in beni mobili del tipo che lei ha indicato. In caso di donazioni? Se io posso le donare, che succede? Dunque, io posso donare così come posso fare testamento. Dobbiamo però distinguere, perché il testamento è un atto di ultima volontà, revocabile fino al momento in cui io vengo a mancare. La donazione quindi può essere cambiato, può essere cambiato nel tempo, sempre. può essere sempre revocato o modificato. La donazione è un contratto che quindi produce immediatamente effetto dal momento in cui io la stipulo con appunto la mia controparte. Lasciamo spazio ai nostri telespettatori. Melania. Andiamo nella provincia di Vicenza, a Caltrano, dove c'è Ivo in collegamento telefonico. Pronto? Pronto? Buonasera signor Ivo. Buonasera. Prego. Grazie di avermi chiamato. Senta, io volevo chiedere al notaio, ho una casa grandissima e ho 3 figli. Potrei nel mio testamento obbligarli a dividere quello che prendono della casa? Grazie. Vediamo di dare una risposta. Brevemente, perché siamo in chiusura. Potrebbe, mi sembrerebbe di aver capito, vorrebbe far vendere l'immobile e dividere il ricavato. E diciamo che a determinate condizioni si potrebbe realizzare la sua volontà. Gatti e cani, se un lascito, posso farlo a qualche struttura? Allora, gatti e cani non possono ereditare in quanto gatti, in quanto cani. Posso lasciare i miei beni a una fondazione, a un ente di beneficenza, una onlus che si occupi di animali.
Vediamo se c'è qualche ultima domanda, poi abbiamo un cartello finale. Antonella chiede: ma come si regola la successione ereditaria di un soggetto che muore in uno stato diverso dal suo stato di residenza, di quello di origine, sempre stato europeo, se per esempio ha beni in un paese e in un altro? Per quello che riguarda lo Stato italiano, dobbiamo innanzitutto capire che il cittadino deve essere un cittadino italiano che magari era residente all'estero. In questo caso verranno ovviamente soggetti all'imposta di successione i beni che si trovavano in Italia. E allora, Melania, diciamo che poi se uno vuole sapere altri aspetti, altre cose, c'è una guida che ha fatto il Consiglio Nazionale del Notariato con tutte le associazioni, con gran parte delle associazioni dei consumatori italiani, che uno può ricevere sia in cartaceo perché è gratuito, oppure scaricarselo dal sito internet. Lo stiamo vedendo, vero che lo stai mostrando tu? Quindi mi sembra qualcosa di importante, perché lì ci sono una serie di indicazioni, di elucidazioni, insomma, su cosa fare. Ma torneremo sull'argomento, che vedo tantissime richieste che ci arrivano, le lampadine che si accendono sul monitor di Melania. Vorremmo chiudere questa puntata ringraziando il notaio Roberta Mori con un'altra frase, un altro testamento. Guardate la bellezza di questo testamento scritto da, vediamo insieme, Edoardo Scarpetta. Fu Domenico. Dice: il miglior omaggio che potranno rendere i miei figli alla memoria mia sarà quello dell'affetto reciproco e dell'affetto verso la madre loro, ed impongo a tutti di prestare obbedienza alle presenti mie disposizioni, delle quali esigo da tutti la più rigorosa esecuzione. Mi sembra il modo migliore per chiudere questa puntata con queste splendide parole di un grande come era Scarpetta. Melania. Dopo di noi c'è Revolution, pregate per me, la striscia quotidiana di Revolution condotta da Arianna Ciampoli, oggi con Suor Veronica, che è la responsabile CEI per la catechesi alle persone disabili, che questa sera ci accompagna in un percorso tutto speciale, alla conoscenza delle persone sorde. Martedì invece 26, quindi vi diamo appuntamento a dopo il weekend, torniamo noi di Attenti al Lupo, sempre in diretta, sempre alle ore 19, parleremo del decreto mutui, dopo appunto l'ok definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede il pignoramento della casa dopo 18 mesi di rate di mutuo non pagate. Ne parleremo con i nostri ospiti e con gli esperti. Allora, martedì sera, come sempre, in diretta, ore 19, Attenti al Lupo. Grazie a tutti e buon fine settimana. Buona serata a tutti.